Sono molto arrabbiato perché le sorprese qui non finiscono mai. Ci vengono chiesti indietro dei soldi, chiamati appunto, diciamo così, extra profitti. Ad aver fatto infuriare il sindaco di Farra di Soligo Perencin è una fattura di oltre 32.290 euro giunta in municipio per gli extraprofitti derivanti dalla gestione di un impianto fotovoltaico di proprietà proprio del comune. Questo è quanto previsto nel decreto Sostegni Ter. I comuni dalla vendita, diciamo, delle energie rinnovabili e quindi chi ha anche un impianto fotovoltaico che vende la parte eccedente di corrente e quindi incamera dei soldi che poi reinveste, in questo caso i comuni, nel territorio, ebbene quelli in più lo Stato ce lo chiede indietro. Così facendo, continua il primo cittadino, si mettono sullo stesso piano gli extra profitti dei privati con quelli degli enti pubblici. Non possiamo equiparare il privato al pubblico, perché il pubblico reinveste quei soldi in servizi ai cittadini, in opere pubbliche. Noi sindaci siamo alle prese con bollette di luce e gas sempre più alte. Per pagarle siamo costretti ad utilizzare i soldi dell'avanzo di amministrazione destinato ad altre attività. Da un lato lo Stato ci dà incentivi per far fronte a questi rincari e dall'altro ci chiede indietro i soldi incamerati dalla vendita di energia da fonti rinnovabili e che reinvestiamo nella macchina comunale, spiega Perencin. Sono soldi che io comunque avevo già destinato a bilancio per intervenire su opere pubbliche, sui servizi sociali o su altre attività inerenti all'attività amministrativa. Adesso mi vedo costretto a dover ritornare in consiglio comunale per restituire quei soldi che lo Stato mi chiede indietro. Il comune di Farra si trova così costretto ad una variazione di bilancio da 166.500 euro e a lasciare chiuse in un cassetto le opere in programma. Il sindaco Perencina ha inviato una lettera al presidente di Anci Veneto Conto e a quello nazionale De Caro perché intervengano nei confronti del governo per modificare la norma. Intanto nel municipio di Farra è già arrivato il sollecito di pagamento. Io non ho nessuna intenzione per ora di pagarla, proprio perché voglio capire cosa succede e mi auguro che il governo prenda in seria considerazione quello che è il grido d'allarme non del sindaco di Fara di Soligo Mattia Perencin, ma di tutti i comuni che hanno segnalato questa problematica, perché rischia veramente di mandare in default molti municipi.